Piazzolla sul Brenta, protagonista dell'estate musicale, una serie di eventi che danno lustro all'intero territorio, a iniziare dal 4 luglio con il concerto di Roberto Vecchioni. Sarà il concerto di Roberto Vecchioni, poi tantissimi altri concerti nel corso dell'estate per ZDL Live, ma anche tantissimi altri eventi che vanno poi dal Borgo alla Biennale delle Sculture e da tantissimi altri eventi che sono stati presentati in questa occasione, che poi vedono come sfondo la Villa Contarini Piazzolla, la bellissima piazza, il contesto monumentale della città. Quindi eventi che sono proposti all'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni, ZLive, tutti coloro che collaborano e anche come Regione Veneto che dà un contributo molto importante. È un onore per me essere qui in questa meravigliosa sede della Regione del Veneto per presentare i nostri eventi estivi. Piazzolla anche quest'anno presenterà e offrirà non solo ai veneti ma a tutta la nazione spettacoli ed eventi veramente di altissimo livello. Cominceremo col Piazzolla Live Festival il 4 luglio con tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale. Nella splendida cornice di Villa Contarini in agosto avremo 2 concerti di musica classica e finendo poi a settembre con Diego Basso. Quindi vi aspettiamo a Piazzolla per un'estate ricca di eventi. È stato presentato un ricco programma di eventi che aiuta a mantenere sempre viva l'attenzione sul territorio, sull'arte, la cultura, il commercio, il turismo e quindi Piazzolla al centro di varie attività. Veniamo da un periodo di grandi manifestazioni, abbiamo la mostra del Giappone in corso con più di 20.000 visitatori, abbiamo avuto VAM con 10.000 visitatori e questi concerti, sia quello latinoamericano, quello di Beethoven, le alleanze con il Comune, la collaborazione con la Regione del Veneto arricchisce il programma della Villa Contarini, gioiello della nostra Regione.